Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi vedremo un po' di ritornare nella giungla continuando la nostra avventura, quindi vediamo un po' se possiamo destreggiarci con le nostre missioni secondarie come avevamo effettuato in passato, quindi con qualche altra bella missione di caccia. In seguito vedremo un po' di continuare la nostra avventura in single player, come potete ben vedere il dottor Hernard ci aspetta a ovest appunto della nostra posizione. Ovviamente dobbiamo effettuare una bella discussione con gli amici liberati per capire più o meno se possiamo andarcene da quest'isola. Però ancora il nostro equipaggiamento non è completo, come potete ben vedere ancora dobbiamo realizzare qualcosa di importante. Credo che quest'oggi vedremo un po' di effettuare qualche altra missione di caccia per ottenere ciò che necessitiamo per esempio completare come dire, la faretra massima che ci consentirà di portare 30 frecce normali con 10 punte speciali. Ovviamente il nostro squalo mangiauomini sarà richiesto per completare quindi questo obiettivo. Vi ricordo che dobbiamo sbloccare la via del cacciatore, quindi una missione secondaria che va sbloccata solo conquistando un determinato avamposto, quindi dobbiamo effettuare un bel combattimento con qualche altro pirata che si ritrova a sud della nostra isola. Oppure, se non abbiamo la possibilità di ritrovare una missione via del cacciatore, possiamo ricercare qualcosa all'interno della sezione borse delle munizioni, visto che le munizioni sono state sempre un bel problema. Una borsa delle munizioni media con qualche bella pelle di bufalo possiamo realizzarla andando quindi a cacciare nella parte nord della nostra isola, quindi vicino alle colline. Molto bene. Oppure magari un altro bello zaino, magari portando 96 oggetti col nostro zaino massimo possiamo essere più competitivi, però ovviamente la pelle dell'orso immortale è necessaria, quindi dobbiamo sbloccare magari un'altra via del cacciatore. Quindi innanzitutto vediamo di trovare, anzi di individuare un luogo da conquistare, visto che siamo molto vicini, anzi siamo in una zona abbastanza neutra, quindi vediamo un po' di capire più o meno dove andare a gettarci. Allora, Orphan Point, questo sembra abbastanza figo, addirittura celato nell'ombra, quindi potrebbe essere anche molto più difficile andare a conquistarlo. Allora, vediamo un po', possiamo ottenere magari una sorta di appoggio alla corte delle zanzare per dirigerci immediatamente al nostro obiettivo. Conquistando questo nuovo avamposto avremo la possibilità quindi di sbloccare una nuova missione via del cacciatore e quindi completare il nostro equipaggiamento. Nel momento in cui lo faremo ci dirigeremo quindi a completare la nostra campagna affrontando le ultime missioni. Allora, vediamo un po' se possiamo affrontare questo ultimo scontro in completa armonia. Qua mi sa che c'è un'altra bella macchinetta, una bella Subaru degli anni 50, addirittura molto ma molto sporca. Attenzione a non beccarci il tetano, vediamo se funziona. Perfetto. Allora, vediamo un po' il nostro nuovo obiettivo è dall'altra parte. Attenzione che qua davvero distruggiamo tutto, nemmeno siamo saliti in macchina. Ok, 270 metri dalla nostra posizione, stiamo attenti. Perfetto, vediamo di attraversare l'area marina. Attenzione, calma. Maledizione. Perfetto. Mi sa che ci siamo impantanati. Mi sa che non ci è servita molto questa bella macchinina. Allora, il nostro nuovo obiettivo deve essere da quella parte. Vediamo di individuarla. Abbiamo una bella macchina fotografica. Ok, la nostra reflex da 500 dollari potrebbe esserci utile. Allora, vediamo innanzitutto di attaccare i nostri avversari in completo silenzio, in modo tale da ottenere, da disattivare gli allarmi e soprattutto ottenere quindi la nuova missione. Sono riuscito a sbloccare la fondina per armi massima, come avete ben potuto vedere nei video precedenti, e sono riuscito ad acquistare una nuova arma, ovvero l'MP5, un mitragliatore che potrebbe servirci quindi negli scontri ravvicinati. Allora, stiamo molto attenti, siamo vicini ai nostri obiettivi, quindi vediamo di non far scattare gli allarmi. Prima procediamo dalla parte destra della nostra isola, quindi vediamo di evitare qualche contatto. Ok, utilizziamo sempre il nostro arco, che è l'arma migliore per gli scontri a media distanza. Perfetto, vediamo cosa c'è qui dentro in questa bella baracca. Calma, vediamo un po'. Mi sa che è completamente vuota. Vediamo, però è meglio essere sicuri. Vediamo, non c'è nessuno. Attenzione, vediamo di ripulire il tutto. Qua ci deve essere qualcosa. Vediamo di saccheggiare. Fis rossa. E addirittura delle munizioni. Potrebbero esserci molto ma molto utili. Ok, a quanto pare nella parte destra dell'isola non c'è nessuno. Vediamo invece nella parte opposta. Ok, eccoci arrivati nell'accampamento nemico. Ok, bel cecchino sulla torre, quindi sull'avamposto a nord con un bel Draunagov. Stiamo molto attenti. Attenzione, addirittura picchiatori. Allora, io direi di eliminare per prima cosa il cecchino, che potrebbe darci qualche altro problema. Perfetto, vediamo di lanciargli una bella una bella freccia in testa. Addirittura ci sono delle motovedetta che continuano a sorvegliare il perimetro dell'accampamento, quindi potremmo avere anche un attacco dal mare. Allora, una bella freccia per evitare che ci scopra. Perfetto, carichiamo. Pronti al fuoco. 3, 2, 1, fuoco! L'ho mancato! Dannazione! Peccato! Perfetto, attenzione, ancora non ci hanno visto. Maledizione, colpo alla testa. Mi sa che ci hanno scoperto. Aia! Arriva! No!
Contro i ravvicinati abbiamo il nostro bel fucile del 1700. Vediamo di levarci questo bel proiettile. C'è solo graffiato, dannazione. Ecco che si avvicinano, probabilmente sarà scoppiato l'allarme. 3 bersagli davanti a noi, facciamo fuori il primo. L'ho mancato. Perfetto, vediamo di prendere il nostro MP5. Vieni qua, amico mio. Guardate che figo questo mitragliatore, davvero molto ma molto utile negli scontri ravvicinati. Eccone un altro davanti a noi, si avvicina. Vieni qua, bello. Abbiamo buttato addirittura una bella palma. Ok, è stato un accampamento abbastanza semplice da conquistare. C'erano solo 3 guardie. Bene, vediamo un po' se siamo riusciti a sbloccare qualcosa di importante. Avamposto liberato, 500 punti di esperienza. Molto ma molto bene. Attenzione, sta arrivando qualcuno. I nostri cari amici addirittura con la barca sono arrivati. Allora, mi sa che non siamo riusciti a sbloccare nessuna missione, come dire, di caccia. Però una bella missione ricercata qui davanti a noi. Un pirata sta creando problemi vicino alle vecchie auto. Uccidilo con un pugnale come vogliono i Rakyat. Ovviamente accettiamo questa nuova missione, stavolta ricercato morto, diversa quindi dalle missioni di caccia. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno. Mi sa che c'è una nuova motovedetta. Guardate questa che figa, potrebbe esserci davvero molto utile per spostarci da queste parti. Una vera e propria barca da pattuglia. Vediamo un po'. Li ho mandati in pattuglia quella volta, non sono mai tornati. Solo la barca a galla, vuota, se li è presi la giungla. Mamma mia. Allora, questa nuova barca potrebbe essere molto ma molto importante. Vediamo qui. Addirittura un bel M60 per far fuori i nostri avversari. Vediamo dove si ritrova quindi il nostro bersaglio. Vediamo di fare un po' i cacciatori di taglie. Vediamo un po', deve essere appunto qua giù. Molto bene, vediamo di partire questi... addirittura ha dei motori sotto coperta. Molto bene. Ok, 500 metri il nostro nuovo bersaglio. Siamo corazzati questa volta al di sopra di questo bel Marco Ingegno marino. 400 metri il nostro bersaglio. Probabilmente con questa nave i pirati facevano le escursioni intorno all'isola, quindi vediamo di tenercela stretta perché è davvero molto rara. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo ucciderlo col pugnale. Vediamo un po' di entrare in azione in maniera proprio spregiudicata. Ok, probabilmente si saranno accorti della nostra presenza. Vi ricordo che c'è anche un bello squaletto qui intorno. Attenzione. Mi sembra un posto abbastanza difficile da conquistare, quindi vediamo di stare un po' attenti. Allora, non ci avranno visto ancora, quindi vediamo di riconoscerli. Vediamo se su questo avamposto c'è qualcuno. Dalla parte destra ancora niente. Vediamo un po'. Eccoli lì, perfetto, c'è addirittura un bello squalo qui davanti a noi. Maledizione, non riesco a vedere altro. Quindi vediamo di avanzare con la nostra bella barca e magari procedere in assetto offensivo questa volta. Ok, accendiamo i motori, presto. Vi ricordo che dobbiamo uccidere il nostro nemico col pugnale. Ok, attenzione. Eccoci qui, ci hanno visto. Dannazione, alziamo l'arma superiore. Eccoli alla nostra sinistra. Presto, eliminiamoli. Via di qui. Fatto fuori, attenzione, ce ne sono altri, addirittura a nord, ci ha beccato, maledizione, fuoco, perfetto, attenzione, ce n'è un altro davanti a noi, perfetto, ancora, vediamo un po', eccolo qui, l'M60, mamma mia, stavolta entrata trionfale, deve essere al piano di sopra il nostro nemico, ok, vediamo un po' di scendere, perfetto, attenzione che c'è un bello squalo da queste parti, mi sa di averlo schiacciato con la barca, quindi non ci darà più problemi, ok, allora, vediamo soprattutto, dannazione, un proiettile nella mano. Vediamo di evitare questa bella ferita. Allora, diamo un'occhiata alla parte superiore. Me la ricordo questa zona. Mi sembra che abbiamo effettuato una bella missione dove in pratica siamo penetrati all'interno di quella caverna. Vediamo però dove si ritrova questo nuovo bersaglio. Vediamo, deve essere da queste parti, ok? Dall'altra parte della collina. Perfetto. Vediamo un po', vi ricordo che non abbiamo disponibile la visione. Ok. Perfetto. Probabilmente ci deve essere una grotta da queste parti oppure un accampamento. Ok, stiamo entrando nell'area di caccia del nostro bersaglio. Non si va a cacciare un animale, bensì un pirata. Raggiungi il luogo indicato, perfetto. Vediamo un po', ricercato morto, perfetto. Trovi e uccidi il comandante usando un pugnale oppure un abbattimento. Vediamo un po' dove si ritrovano. Ok, c'è una bella guardia davanti a noi. Vediamo un po', addirittura questo è il generale, tutto muscoloso, uno Schwarzenegger. Allora, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Altro bersaglio. Addirittura guardie di pattuglia. Vediamo cosa possiamo fare. Arrampichiamoci qui su. Perfetto. Vediamo di eliminarlo con il nostro arco. Ottimo colpo alla testa. Perfetto. Attenzione, forse si sono accorti di qualcosa. Ecco un altro davanti a noi. Perfetto. Ne rimane ancora uno. Si sta avvicinando. Vediamo di lasciare solo il nostro bersaglio. Perfetto. Altro colpo. Ne rimane un altro. Vediamo un po' di farlo secco. Dietro l'albero. Peccato. Ok, ancora non ci hanno visto. Mamma mia, guardate un po', sono tutti un pochino in allerta. Ce ne abbiamo ancora un altro davanti. Perfetto. Vediamo un po'.
Beccati questo! Ottimo, il nostro caro generale mi sa che non sa cosa fare, addirittura inizia a scappare, dobbiamo utilizzare un abbattimento per farlo secco, ci ha visto, dannazione, mi sa che inizierà a sparare, maledetto, vediamo di effettuare un bel giretto, oh, fucile a pompa, maledetto! Mi sa che dobbiamo andarcene di qui, presto, 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 dobbiamo utilizzare il nostro pugnale, eccolo che arriva davanti a noi, un ottimo combattimento ravvicinato, vieni qua amico mio, girati, olè! Ottimo, successo, ricercato morto, anche questo nostro amico l'abbiamo fatto secco, perfetto, 150 punti di abbattimento e accanto a noi una bella missione di caccia, proprio quello che ci serviva per entrare nel vivo dell'azione. Molto bene, vediamo un po' quest'oggi cosa si deve cacciare, cosa hanno lasciato i nostri Rakyat, una rara pantera nera ha ucciso un cacciatore, abbattila con l'arco fornito nella zona indicata, rara pantera, wow, mai mi era capitato di cacciare una pantera, vediamo cosa c'è da queste parti, 100 metri, ci avviciniamo davvero molto al nostro obiettivo. Vi ricordo che questa è ancora una zona non scoperta e qui abbiamo la nostra torre radio, un cannone della seconda guerra mondiale, probabilmente per abbattere le navi in arrivo. Attenzione, non rompiamoci l'osso del collo, calma. Perfetto, allora vediamo un po' cosa c'è qui dentro, cosa ci hanno lasciato i nostri Rakyat per andare a cacciare qualcosa di grosso. Vediamo cosa c'è. Allora, sempre archi. Oh, un povero animale, dannazione. Vediamo se c'è qualche altra cosa di importante. Ci possiamo mettere al cannone per sparare magari a qualcosa? No, mi sa di no. Qua probabilmente si accampava qualcuno. Ok, cosa c'è qui? Ah, la lantana amara. Vediamo un po'. Ah, foglia ambrata, perfetto. Creiamo qualche altra, come dire, qualche altro miscuglio per essere più competitivi, soprattutto nel combattimento. Ok. Caccia la rara pantera nera con un arco, frecce normali. Siamo nell'area di caccia, quindi in area di caccia vi ricordo che dobbiamo utilizzare le nostre siringhe aderenti alla caccia stessa. Allora, vediamo un po', istinto di caccia, foglia ambrata, puoi seguire l'odore degli animali, quelli più schivi non fuggiranno quando ti avvicini, invece il repellente ovviamente allontana gli animali e ne evita gli attacchi. Meglio l'istinto di caccia, vediamo di crearlo e usarlo immediatamente al petto. Ah, perfetto, vediamo di procedere, abbiamo l'istinto attivo per qualche secondo, vediamo un po' di capire più o meno dove si ritrova la nostra pantera, stiamo attenti, c'è qualcosa davanti a noi, diverse pantere probabilmente, attenzione però a noi ci serve la pantera nera, questa probabilmente è una specie di ghepardo, vediamo un po' di farlo secco, magari potremmo vendere la sua pelle, perfetto, maledizione, no, 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 no. Ok, l'animale raro deve essere ucciso, leopardo addirittura, non un ghepardo. Vediamo di scuoiarlo perché la sua pelle davvero vale molto. Vediamo un po', animali molto rari ragazzi, addirittura nella parte sud dell'isola. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Noto anche qualche altro felino dall'altra parte. Vediamo un po', qui addirittura c'è l'oceano. 7 secondi, altra pantera davanti a noi, speriamo che è quella rara. Maledizione, mi sa che non è quella. Procediamo dalla parte sinistra. Attenzione, vediamo se riusciamo a scoprire qualche altra cosa. Allora, vediamo un po' qui, un po' nella flora locale, vediamo quello che cosa troviamo. Ecco qui, eccola. La pantera nera! Perfetto, eccola qui davanti a noi. Ricordiamoci di utilizzare l'arco, mettiamoci in una zona un pochino più elevata. Attenzione. Poi calma, mi sa di aver sentito un rumore un pochino strano. Vediamo di metterci un pochino in lontananza. Eccola qui che si avvicina. La pantera nera. Vediamo di colpirla. Beccati questo. Perfetto, l'abbiamo colpita in pieno capo. Perfetto. No, no, lasciami in pace. No, maledizione. Via, 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 via. Maledizione. Presto. Presto. Ci sta facendo secchi. No, 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 lasciami in pace. Via, 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 via. Maledetta. Addirittura a pugni la prendiamo. Lasciami. Ok. Eccola ancora davanti a noi. Via. Maledetta. Dobbiamo scappare, maledizione. Via, 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 via. Oh, sono caduto dall'altra parte. Maledizione. Dov'è? Ci ha fatto secchi. Solo 16 frecce, vediamo di ritrovarla. Eccola lì, ecco che ci cerca. Beccati questo. Ok, pantera nera, fatta a fettine. Vediamo un po' di prendere la sua pelle. Scuoia la pantera per costruire il kit di siringhe grandi. Questo potrebbe esserci molto ma molto utile. Una cosa davvero che non avevo rilevato. Perfetto. Nuova missione, molto ma molto bene. La pantera rara, perfetto. Vediamo di raccogliere anche 250 perfetto, dopo un'ottima battuta di caccia sia a un ottimo esemplare come la pantera nera che al nostro caro ricercato, credo che sia l'ora di ritornare sui nostri passi, ovvero nella nostra campagna in single player. Allora, vediamo un po', il favore di Citra, parla con gli amici liberati. Allora, vediamo un po', mi sembra di dover ritornare alla capanna del dottor Hernard, deve essere appunto a nord della nostra posizione. Allora, vediamo un po' che cosa hanno intenzione di fare i nostri amici per andare via da questo. Perfetto, eccoci qui arrivati.
ritrovati. Diamo un'occhiata, probabilmente devono essere al piano inferiore, vediamo un po', forse devono essere direttamente fuori. Ok, ah, sono nella caverna, me ne ero dimenticato, perfetto, procediamo, mi ricordo che questa era la via, perfetto. Allora, vediamo un po', ecco, questo è l'ingresso della caverna, vediamo se hanno aggiustato definitivamente quella barca e vediamo se possiamo finalmente uscirne fuori. Ti senti bene? Sto bene. Bene, perché la barca è quasi finita. Si torna a casa. Perfetto. Io non vengo. Cosa? Che cosa stai dicendo? Il mio posto è qui, sull'isola. Jason, stai scherzando? Lisa, Vorrei soltanto capire perché. per la prima volta so esattamente che cosa voglio e non me lo lascerò sfuggire. Sei diventato un uomo, è tutta la vita che lo aspetto. E ora mi stai lasciando. Addio, Lisa. Oggi. Dai, non te ne andare. Lisa, lascialo andare. Jay. Mamma mia che decisione, volando verso sud, a quanto pare è il nuovo capitolo della nostra storia, esci dalla grotta e così lasciamo i nostri amici qui, con le lacrime, e vedremo un po' quale sarà il destino del nostro Jason. Vediamo di uscire dalla grotta, forse c'è qualcosa che ci aspetta. Prenditi cura di te, in quello sei bravo. Mamma mia, continuano a disprezzarci, vediamo cosa c'è dall'altra parte, vediamo forse un nuovo destino per il nostro È Jason. stata dura. Più di quanto pensassi. Ok, al lavoro. Ora, agente Willis. Perfetto, dobbiamo eliminare l'altro elemento fondamentale della nostra caccia, ovvero Hoyt. Allora, Willis deve essere l'unico sull'isola che può avere qualche contatto. Allora, vediamo un po' di capire dove è finito. L'ultima volta l'avevo ritrovato in quella specie di bar all'interno della cittadina di, come dire, di Bedtown. Adesso vediamo dove si ritrova. Allora, eccolo qua, a quanto pare deve essere vicino al nostro avamposto di Amanaki che abbiamo conquistato diversi giorni fa. Allora, vediamo di arrivare direttamente per capire più o meno che cosa ha intenzione di fare e soprattutto capire dove si ritrova questo dannato Hoyt. Allora, vediamo un attimino. Perfetto, eccoci nella nostra capannina, qualche bel pollo qui in alto, perfetto, ce lo mangeremo più tardi. Allora, non abbiamo nient'altro da prendere. Perfetto, eccolo qua. Olè! Addirittura è pieno mattino. Vediamo un po', ecco, deve essere da questa parte. Ok. Jason, non ti sentivo da un po'. Ho pensato avessi lasciato l'isola. No, resto qui. Io no. L'operazione russa è esplosa. Stanotte parto per la Task Force 141. È stato bello incontrarti. Wow. Grazie. Ascolta, prima di andare, mi serve un favore. Aiutami a eliminare Hoyt. Impossibile. Sarebbe più facile trovare un pelo su un samoano. In ogni caso puoi provare. Una volta avevo un agente là. È ancora vivo. Credo. Mi aiuti a raggiungerlo? Sorvolo l'isola per andare in Russia. Vuoi un passaggio? Ti passo le coordinate. Perfetto. Molto bene, eccoci all'interno di un nuovo capitolo della nostra storia, volando verso sud. Allora, vediamo quello che dobbiamo fare. Raggiungi la pista, 4,54. Maledizione, vediamo di utilizzare questo bel quad alla nostra sinistra. Avanti, olè! Vediamo se può darci il nostro caro amico Willis un bel passaggio mentre sorvola il nostro territorio per andare in Russia. Meno male che abbiamo trovato questo bel bicilindrico 500 cc. Ok, 4 minuti e 30. Vediamo un po', diamo un'occhiata alla mappa dove dobbiamo andare. Allora, probabilmente a nord per circa 1 chilometro. Molto bene, arriveremo in una zona che non è stata soprattutto supervisionata, probabilmente perché la torre radio non è stata attivata. Allora, tutta manetta con questo bel quad. Allora, vediamo un punto di passaggio dall'altra parte, perché probabilmente c'è il fiume in mezzo. Attenzione, oh, calma. Maledizione. Perfetto, mi sa che ci siamo rotti un braccio. Il dito, maledizione. Olè. Allora, vediamo di passare. Allora, vediamo un po', 730 metri il nostro obiettivo, però dobbiamo provare magari un ponte, qualcosa che ci faccia passare dall'altra parte. Ok, perfetto. Vediamo dove si ritrova questo dannato Hoyt. Probabilmente dovremmo utilizzare un paracadute, qualcosa per gettarci dall'aereo. Perfetto, qui c'è un bel ponticello. Molto bene. Calma. Allora, ecco la torre radio a nord, a circa 500 metri. Abbiamo ancora 3 minuti e 58, ce la possiamo fare. Speriamo di non trovare convogli nemici nelle vicinanze. Perfetto. Allora, qua c'è una specie di cartello di indicazioni. Probabilmente pista a 200 metri. Avanti che ce la facciamo. Stiamo probabilmente infrangendo il codice della strada. Calma. Maledizione.
È che non sto seguendo la strada regolare, mi sto andando a intrufolare nella giungla, però era davvero tanto tempo che non guidavo un quad. Oh, i cani! Maledizione! Potevo scendere e prendere la pelle, magari per realizzare il kit di siringhe medio, però mi sa che siamo arrivati. Perfetto, siamo a circa 180 metri, ancora c'è un po' di strada con lo sterrato, ce la possiamo fare. Avanti! Jason, sono alla frutta. I pirati mi No! hanno circondato, sbrigati! Dannazione, il nostro caro amico è stato preso di mira. Oh, vediamo di eliminare. Oh, il pollice. Ah, maledizione. Vediamo di procedere. Presto, prendiamo il nostro MP5. Vediamo un po' dove lo possiamo ritrovare. Eccolo qui. Ah, l'hanno preso come ostaggio. Sta per perdere la vita. Dannazione, dobbiamo essere più rapidi. Presto, 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 dannazione. Ah, forse ho lasciato il quad troppo indietro. Lasciatelo in pace, maledetti. Forza. Ah, lasciatelo stare. Maledizione, c'è qualcuno. Via di qui. Presto, presto, però dobbiamo sopravvivere anche noi. Eccoli davanti a noi. Lasciatelo in pace. Presto. Oh mio Dio. Dobbiamo utilizzare qualcosa. Mi è venuta un'idea. Vediamo se abbiamo qualche... Oh, maledetti alberi. Una bella bomba. Ok. Giù, giù, giù. Maledizione. Eccoli. Peccato. Ho terminato i proiettili, dannazione. Dobbiamo ricorrere a qualche arma un pochino più antica. Vieni qua, bello. No, non l'ho beccato. Maledetto. Beccati questo. Perfetto, torniamo un pochino indietro nel tempo. Maledetto. Ole. Piena testa. Attenzione che ce ne sono altri. Una bella molotov forse ci può aiutare. Anzi, una bella bombetta. Procediamo dall'altra parte. Eccolo. Ole. Beccati questa, amico mio. Mi sa di avere delle frecce incendiarie. Ok, c'è qualcuno qui forse nella capanna. Oh, amico mio. Non l'ho beccato. Maledizione. Beccati questo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ecco l'aereo davanti a noi. Vediamo di procedere. I comunisti mi hanno tolto il vento dalle vene. Ora ci penso io. No. Maledizione, mi sa che hanno distrutto il motore. Progresso riparazione, molto bene. Probabilmente arriveranno dei nemici da queste parti. Vediamo un po'. Forse dobbiamo difendere il tutto. Ah, la fiamma ossidrica, molto bene, amico mio. Procedi, procedi. Perfetto, vediamo un po'. Ancora la nostra bella freccia incendiaria. Munizioni. Ah, questo forse... No, eccoli davanti a noi. M60, pronti al fuoco. Fuoco. Facciamolo a pezzettini. Molto bene. Allora, ecco che ne arrivano altri. Una specie di mossa difensiva. Avanti, amici miei, venite. Qui c'è John Rambo in prima posizione con questo M60. Forza. Questa è la contraerea. Andiamo. Ecco che vengono dalla giungla, dalla parte ovest. Ce l'abbiamo a ore 11. Vediamo un po'. Ecco che sono terminati. Ah, ancora. No, non è che ci attaccano dalle retrovie, dannazione. Dobbiamo stare molto attenti. Non c'è ombra di nessuno. Stiamo molto tranquilli per adesso. Avanti, amico mio. Quanto ci vuole a riparare questo dannato aereo? Vediamo, qui c'è una bella macchinina. Speriamo che non ci sia nessuno all'interno. Forza, amico mio. Su Battlefield 3 gli aerei del genere con due... tocchi di fiamma ossidrica vengono riparati. Troppo tempo ci impiega, maledizione. Eccoli dall'altra parte. Eccoli. Vediamo di incendiare tutto. Avanti, amici miei. Eccolo. Beccati questo. Beccato in piena testa. Oh, siamo circondati, dannazione. Ecco che ne arriva un altro. Oh, no. Maledizione. Eccolo qui dentro. Beccati questo. Ce ne sono altri. Eccoli. Ole. Meno male il nostro Winchester del presidente Roosevelt. Eccolo qui. Ole. Ne arrivano altri, maledizione. Oh, il Big Jim. Maledizione. Ecco il Big Jim davanti a noi. Vediamo di beccarlo. Vieni qua, bello. Beccati questa. Meno male che ho preparato le frecce incendiarie. Ne arriva un altro. Oh, questo testa pelata. Perfetto. Vediamo di ricaricare. Buon punto, amico mio. Perfetto. Ricarichiamo il tutto. Un bel punto abilità ottenuto. Vediamo subito di investirlo. Mamma mia, che ritorno su Far Cry. Non me lo aspettavo così bello. Allora, vediamo un po' se possiamo migliorare qualcosa. Ci serve qualcosa per resistere. Vediamo se c'è qualcosa. Ricarica mirata. Premi R per ricaricare rapidamente una pistola o un fucile di precisione mentre usi per mirare. Ipersiringa. Le siringhe che prepari durano 50% in più. Queste possono essere molto utili. Mi sembra di aver terminato però la nostra capacità di produrre medicinali, quindi vediamo di recuperare qualcosa. Il nostro MP5. Olè, abbiamo recuperato diversi caricatori. Perfetto. Ricarichiamo le nostre munizioni. Perfetto, il nostro fucilone del presidente Roosevelt. Quante frecce incendiarie abbiamo? Oh, molto bene, 12. Sono riuscito a ampliare la faretra al massimo, quindi potete vedere che la nostra capacità è davvero aumentata. Molto bene, vediamo se c'è qualche altro proiettile. Eccoli dalle retrovie, maledizione. Ne arriva uno, maledizione, eccoli. Oh, con il camioncino. Maledetti, dov'è il camioncino? Beccati questo. Facciamolo a pezze. No, dall'altra parte. Maledizione. Nuovamente un'altra bella freccia. Dai. No, le frecce incendiate. No, maledizione, mi sono ingarbugliato. Andiamocene via. Maledizione. Forza. Maledetti. Dobbiamo farli a pezzi. Una bella granatina. Ok, vediamo un po'. Beccati questo. Il nostro caro Willis. Maledizione. Vediamo un po' di farlo Ole. Facciamo pezzettini. Maledetti. Dobbiamo recuperare qualche altra cosa. Avanti.
Ok, il nostro MP5 potrebbe esserci molto utile. Mettiamoci da questa parte. Vieni qua, amico mio. Scusate, ma mi ero trovato un attimo in panico. Non riuscivo più a capire da dove arrivavano i nemici. Eccone un altro. Perfetto. L'abbiamo riempito di piombo. Eccone un altro. Perfetto. Ok, vediamo un po' di recuperare un po' di salute. Maledetto, un proiettile nel braccio destro. Avanti, forza che ce la facciamo, amico mio. Presto. Maledizione, forza. Possiamo metterci immediatamente all'M60 per vedere se uscirà ancora qualcun altro. Eccoli che arrivano davanti a noi. A ore 12. Attenzione, c'è la carcassa dell'automobile che è stata saltata in aria. Attenzione, ecco che arrivano da tutte le parti. Il Big Jim davanti a noi. Maledizione. Vieni qua, amico mio. Ok. Attenzione. Vediamo un po' di farlo a pezzettini con la nostra bella freccia incendiaria. Avanti che ce la facciamo. Dov'è il nostro caro amico? Vieni qua, bello. Perfetto. Ecco ancora un altro davanti a noi. Vieni qui, amico mio. Vediamo di beccarlo. Maledizione, non passa attraverso il proiettile. Ok. Attenzione, arriveranno dall'altra parte. Oh, sa che ci sono altri Big Jim. Maledetti. Facciamo la fettine. Ecco un altro. Ok. Checkpoint raggiunto. Ce l'abbiamo fatta. Avanti. Sali. Voli in Russia con questo affare. No, sei matto, cambio a Singapore. Lo sapevi che è illegale comprare o masticare gomme a Singapore? È uno dei grandi passatempi americani. Quei mangiariso hanno praticamente dichiarato guerra allo zio Sam. Grazie. Avanti, dacci sto passaggio, amico mio. Non ti mettere a parlare qui intorno. Vediamo un po'. Guardate che figo quest'aereo. Sali. Ho detto sali. Non mi dite che dobbiamo pilotare l'aereo. Vediamo. No. Ah, a proposito, il mio uomo Sam è infiltrato tra le truppe di Hoyt. Devi fischiettare l'inno americano a Thurston, nel Crazy Cock Bar. Così saprà che ti mando io. Ho dedicato la mia vita all'agenzia. Certo, ho fatto i miei errori, ma avrò le mie soddisfazioni. Sì, signore! Me ne vado dalla giungla! Forza, andiamo. Olè. È la tua fermata! Vola, Jason! Andiamo. Vola! Sicuro che la tua tuta alare funzioni? Fidati! Apri bene le braccia! Funzionerà! Buona fortuna in Russia! Fiero di servire il mio paese! Ok, vediamo un po'. 3 civette sul comò. Atterra sulla zona di sgancio. Come si utilizza questa tutelare? Maius sinistro, perfetto. Allora, tutelare, nuovo tutorial. SW per il beccheggio, AD per virare, C apriremo il paracadute. Ok, molto bene. Allora, probabilmente dobbiamo puntare su quella zona. Attenzione, attenzione. Ok, apriremo il paracadute proprio adesso. Allora, proviamo ad arrivare immediatamente su quella zona. Ci saranno delle correnti ascensionali che probabilmente ci porteranno fuori dall'acqua. Ok, nuovo tutorial, paracadute. Allora, S prendi velocità, W rallenta. Perfetto, vediamo di prendere un po' di velocità. Ok, vediamo un'occhiata. Andiamo, calma. Perfetto, probabilmente se arriviamo in acqua non riusciremo ad arrivare immediatamente alla riva. Quindi dobbiamo arrivare perfettamente dove c'è quella piccola capanna. Ok, forza che arriviamo, presto. Olè! Wow, non me lo sarei mai aspettato un combattimento proprio su una pista di atterraggio e poi questo bel volo. Leggendario. Allora, uccidi i pirati e prendi il loro pick up. Molto bene. Wow, siamo tornati proprio su Far Cry in maniera molto intensa. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Intanto abbiamo ben 18 frecce. Siamo arrivati forse dall'altra parte dell'isola. Vediamo un po' dove siamo finiti. Diamo un'occhiata. E sì, proprio in questa zona che prima appunto era irraggiungibile. Molto bene, siamo vicini a Thurston. Vediamo dove sono i nostri cari amici pirati. Eccolo lì, un convoglio di pirati che... attenzione, forse abbiamo perso la nostra macchina fotografica. No, ancora ce l'abbiamo. Reflex di $500. C'è una bella tigre appunto in quella piccola gabbia. Allora, 5 pirati davanti a noi, armati con AK-47 e forse qualche pistola. Allora, dobbiamo probabilmente prendere quel piccolo furgoncino. Allora, vediamo come possiamo fare. Innanzitutto prendiamo il nostro bel fucile di precisione, se ancora lo abbiamo disponibile. Questo è un cecchino, quindi dobbiamo eliminarlo per primo. Allora, la tigre per adesso lasciamola lì dentro. Troviamo un posto ben appostato per far fuoco. Perfetto. Magari in cima alla montagna. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Abbiamo intanto qualche altra bella freccia incendiaria? Purtroppo no. Ok, vediamo di prendere 2 piccioni con una fava. Ok, vediamo un po' di colpirli tutti e due con un unico proiettile. Vediamo se riusciamo a farlo. Ok, un colpo alla testa, deciso. Fuoco! Maledizione, si è spostato. Presto. Proviamo adesso. Beccati, tutti e due. Perfetto, probabilmente ci hanno visto. Ok, eccolo un altro davanti a noi. Cecchino, dobbiamo eliminarli tutti, ne rimangono 3.
Ok, vediamo un po'. Perfetto, tutti eliminati, molto bene. Vediamo di procedere per avviarci verso il nuovo centro a Tarston. Vediamo un po', forse è scappato qualcuno, dannazione. Vediamo. Oh, eccolo qui davanti a noi. Maledetto. Beccati questo, amico mio. Perfetto, recuperiamo le frecce perché non so dove possiamo trovare un negozio per, come dire, ottenere approvvigionamenti per le nostre munizioni. Allora, recuperiamo tutto quello che è recuperabile, magari qualche altro proiettile. Il nostro Mowgli lo lasciamo qui dentro. Ok, amico mio, perfetto. Utilizziamo questo bel furgoncino per scappare. Avanti, te lo ricordi come si guida un camion, vero Jason? Perfetto. Allora, vediamo dove si ritrova il nostro caro amico Hoyt. Avanti, ingrana la marcia. Avanti. Addirittura hanno messo il piccolo ventilatore accanto perché ovviamente in questi mesi qua ci sarà un caldo da impazzire. Vediamo come funziona. Possiamo attivarlo? Dannazione, è un catorcio proprio questo maledetto furgoncino. Allora, vediamo un po'. Questo deve essere appunto Tarston. Vediamo cosa c'è qui dentro. Una roccaforte mercenaria. Notte fonda quando si sentono soli. I mercenari di Hoyt ascoltano dubstep sui loro stereo. Perché solo i cattivi ascoltano dubstep. Perfetto, quindi stiamo andando proprio nella tana dei serpenti. Vediamo quello che riusciamo a fare. Fermiamoci qui vicino per non andare appunto nell'occhio. Ok. Allora, vediamo un po' dov'è il punto di raccolta. Deve essere proprio all'interno del circolo stesso. Vediamo se possiamo entrare. Dannazione, tutto chiuso, sbarrato. Non c'è nulla per entrare. Forse dobbiamo buttare a terra il portoncino. Allora, vediamo un po'. Qua c'è scritto qualcosa. Vediamo. Perfetto. Trespassing forbidden. Proibito oltrepassare. Ok. Calma, amico mio, non voglio farti nulla. Perfetto, ci siamo infiltrati. Vediamo un po', vicino al Crazy Cock Bar. Perfetto, probabilmente continueremo la nostra campagna, ragazzi, all'interno dei prossimi gameplay. Il Crazy Cock Bar esiste e probabilmente ci entreremo all'interno dei prossimi gameplay. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi.